Bene, grazie all'architetto Rosetto. Cominciamo la serata abbastanza intensa. Io innanzitutto mi piace iniziare proprio parlando un po' di quello che è la volontà di questa associazione, che molti di voi non conoscono sicuramente, neanche io la conoscevo prima di iscrivermi e fondarla. Lo scopo di questa associazione è quello di promuovere, di far conoscere quelle che sono tematiche che spesso si danno per scontato. Noi diamo per scontato l'ambiente, diamo per scontato il paesaggio, diamo per scontato le risorse. In realtà le risorse non sono scontate, le risorse non sono, e questo ad esempio è il saluto di una rondine che ci dà, talvolta la natura si appropria del nostro territorio. Qui abbiamo chiaramente un nido di rondine, non so se qualcuno ci ha fatto caso. Noi spesso parliamo di risorse, magari parliamo dell'acqua, parliamo dell'aria, no? Che riusciamo in qualche modo. Sul suolo abbiamo qualche difficoltà a pensare che è una risorsa non infinita, una risorsa che ha dei limiti, è limitata e quindi va gestita come tale. Su questo sicuramente poi si tornerà su questo concetto, perché questo è stato, a mio avviso, uno dei grandi limiti. Oggi ne parliamo spesso di risorse e il suolo pensiamo di poterlo utilizzare e sfruttare senza porre attenzione che quando questo verrà utilizzato non potrà essere utilizzato nuovamente per qualcos'altro. Nel momento in cui noi andiamo a organizzare un territorio, andiamo a creare, andiamo a cambiarne la finalità, quindi l'attenzione deve essere sicuramente posta su questo. La nostra associazione, invito veramente chiunque volesse ad iscriversi, in fondo ci sono i moduli, ha proprio la volontà, lo scopo di promuovere la conoscenza, di sensibilizzare. Qualcuno qui ha riportato una citazione molto molto importante, sorridendo ho detto prima, per fortuna che è stata riportata la nota bibliografica, perché alla fine chi l'ha detto è stato il rappresentante della Chiesa, è stato Papa Francesco, e anche per chi magari non è una grande praticante, ha una visione molto laica delle cose, anche per il ruolo che svolgo, non ho potuto che trovarmi assolutamente in linea con quanto il Papa ha richiamato. E cos'è che ha richiamato il Papa in fondo? Su cos'è che ci ha fatto riflettere tutti? Sulla responsabilità di ciascuno, che molto spesso viene a mancare. Manca la responsabilità dell'individuo, manca la responsabilità delle istituzioni. Ma per chiedere la responsabilità delle istituzioni, poiché io faccio parte dell'istituzione come cittadina, devo essere responsabile, devo conoscere attentamente quello che io voglio tutelare, quello che io voglio far conoscere ai miei figli e così via. Mi preme sottolineare che sicuramente anche questo già gli esperti già lo sanno, per i crediti formativi ci sono in fondo, lo dico subito perché poi me ne dimentico, c'è in fondo un modulo per gli architetti, per i crediti formativi, quindi c'è questo aspetto. Allora, quest'oggi noi andremo ad affrontare una tematica importante. Molto spesso si parla di utilizzo del suolo, anche pochi mesi fa nel mio paese, vengo dal veneziano, si parlava proprio di risorsa suolo, la cementificazione, però molto spesso non si parla del paesaggio e di come l'uomo è inserito nel contesto paesaggistico. Manca talvolta questo, ci poniamo, a eccezione chiaramente dei massimi esperti, ci poniamo in contrasto su questo tema. L'uomo viene visto al di fuori oppure viene visto all'interno quando questo ha un impatto molto forte. Quindi al di fuori del contesto naturalistico, quando invece agisco sulla risorsa, agisco con un impatto molto forte e talvolta abbiamo difficoltà a trovare il giusto equilibrio. Quest'oggi parleremo di queste tematiche con Laura Puppato, che è anche presidente nazionale della nostra associazione, ne parleremo con la presidente dell'Ordine degli Architetti di Vicenza, l'architetto Fantin, con l'architetto Lambertini parleremo di architettura del paesaggio e infine con Stefano Boeri ci verrà proprio presentato il progetto a cui si faceva riferimento prima, che insomma a me piace molto, insomma, perché dico quando la natura si riappropria del contesto urbano, forse talvolta serve creare anche il substrato perché questo avvenga, ed è appunto il progetto del bosco.